La vendemmia quest'anno viaggia con 15 giorni di anticipo. Il sole e il caldo hanno modificato la maturazione dell'uva. Secondo i pronostici degli esperti la qualità rimarrà comunque buona. Si inizierà a metà agosto quindi a vendemmiare nella Marca e l'uva, nonostante l'alluvione dello scorso autunno e gli sbalzi di temperatura degli ultimi giorni, non ha subito grossi cambiamenti. I grappoli non sono però molto vigorosi. La quantità potrebbe scendere del 10% rispetto alla media storica. Si parla di alta qualità, anche se, ripeto, potrebbe esserci un leggero calo della quantità. E il caldo di aprile e maggio non ha compromesso la qualità dell'uva. Non compromette l'evoluzione del vigneto, quindi per il momento direi che la pianta ha saputo reagire in ottimo modo a questo stato di cose, come lo fa anche per altre situazioni. E la pioggia di giugno non ha intaccato la salute dei vigneti. Nonostante queste elevate precipitazioni degli ultimi 10 giorni non c'è assolutamente stata pressione di malattia, per cui il vigneto è sano. Tutto dipenderà dalle temperature di quest'estate, quindi da metà luglio in poi sarà la pioggia a condizionare la qualità del vino. Per ora i segni sono di una buona vendemmia e ora gli studi si focalizzeranno sul futuro dei vigneti per capire se il cambiamento climatico estivo nei prossimi anni possa modificare l'equilibrio dell'uva. Cercheremo di capire se questa cosa è dovuta perché d'ora in avanti avremo sempre in questa stagione un clima prettamente tropicale come quello che si è verificato quest'anno, oppure se si può parlare ancora di anomalia, di incertezza e di un'annata un po' particolare.